Il progetto si chiama Piave Heritage, rete di piccoli musei aziendali per la valorizzazione di prodotti tipici wine e food. Promosso dall'agenzia Forcop Cora, coinvolgerà 4 storiche realtà del Basso Piave: la casa vinicola Canella di San Donà, la cioccolateria veneziana, anch'essa di San Donà, l'antico biscottificio Dolci Palmisano di Jesolo e la cantina Sandre di Salgareda. L'obiettivo è creare una rete di musei e atelier d'impresa in cui promuovere la cultura e il recupero della storia aziendale, ma anche come veicolo per creare nuove opportunità di accoglienza turistica e di sviluppo economico, come ci spiega Patrizia Loyola di Forcop Cora. È nata grazie a un bando della Regione Veneto che già da 3 anni supporta aziende storiche che vogliono aprirsi al territorio proprio rispetto al racconto della loro attività. Quindi prevede la realizzazione di spazi museali all'interno delle imprese e al termine quindi avremo proprio una rete di musei di impresa che potranno essere visitati a parte dai cittadini del territorio, ovviamente anche da turisti appassionati e interessati. Progetto che darà ulteriori opportunità ed è un progetto che comunque è in linea con quelle che sono le tendenze del turismo enogastronomico e di scoperta, del territorio. Al progetto hanno aderito in qualità di partner l'Ascom Confcommercio di San Donà Jesolo, l'Istituto Scolastico Alberti di San Donà per la realizzazione di un laboratorio didattico dedicato agli studenti e il Comune di San Donà di Piave. Alla presentazione ufficiale dell'iniziativa era presente il sindaco di San Donà, Andrea Cereserra. Dà orgoglio alla città di San Donà anche questo fatto in situazione di emergenza sanitaria di voler rivendicare le radici, ma è chiaro con una prospettiva rivolta al domani, è un grande segno di speranza. La creazione dei musei d'impresa partirà dal racconto delle storie personali dei capi d'azienda. Una volta terminato l'allestimento, questi atelier potranno essere oggetto di tour guidati con giornalisti, blogger e operatori turistici, indicativamente nella prossima primavera. Quindi, aperti al pubblico e già fruibili, la prossima estate potranno essere teatro d'eventi. Il progetto avrà durata di 1 anno e si concluderà nell'autunno del 2021. La presentazione di Piave Heritage è avvenuta nella storica sede della casa vinicola Canella in Viale Libertà a San Donà. Si tratta di una sede che la famiglia Canella, già di recente ristrutturata, adibendone un'ala a quello che sarà il futuro museo, come ci spiega Lorenzo Canella, l'amministratore delegato della casa vinicola. Ma sì, è un po' stupefacente il fatto che questa azienda è stata creata più di 70 anni fa, si trovava nella periferia di San Donà è cresciuta e adesso ci troviamo quasi a ridosso della zona pedonale. È stupefacente per i cittadini pensare che dietro l'angolo, dietro la piazza, ci sia una produzione di un'azienda che esporta il suo prodotto in tutto il mondo. Abbiamo recentemente ristrutturato questa nostra vecchia sede. Mio padre era un conservatore di tutto e quindi abbiamo a disposizione dei reperti meravigliosi, secondo noi, che saranno messi appunto a disposizione in questo locale per fare una sorta di museo, ma dedicato ai sandonatesi, perché in questa azienda nell'arco di 70 anni hanno lavorato tantissimi sandonatesi e sono convinto che per i loro parenti, per i loro discendenti e per i loro nipoti ci sia racchiuso qui un po' di storia che ci piacerà volentieri mettere a disposizione.